Ci sono partite che hanno un peso specifico superiore rispetto alle altre. Questa è una di quelle. Capurso e Cosenza, una di fronte all'altra, in un confronto che indirizzerà il loro finale di stagione. Buonasera dal Palapinto di Mola di Bari da Davide Menolascina e benvenuti alla 28ª giornata di Serie A Quinto. Lancia però sul petto di Perri che appoggia sulla sinistra Pedrinho. Vince il rimpallo, calcia Pedrinho, la manda sul fondo. Prima chance del Capurso dopo meno di un minuto. Pedrinho va proprio da Perri che deve calciare col sinistro. Gran botta anche la sua, fuori non di molto. Riparte il Cosenza. Palla scaricata verso Marcelino sulla destra. Prova a saltare Perri che è bravo però a tenere. Pedrinho si sovrappone. Perri lo va a cercare. Pedrinho con il piatto l'alza troppo. Seconda chance Capurso, importante. Sfida nuovamente Giannatasio, poi allarga per Tony Dandel, la porta sul destro, calcia Tony Dandel, palo che para comodamente, poi va da Pedrinho sulla destra, Grandinetti vuole il pallone dall'altra parte, ha accontentato Grandinetti, cerca di portarsela avanti, fermato, la palla diventa buona per Pedrinho, la palla rimane lì, dopo la parata di Parisi, ancora Pedrinho al 10° minuto, fa 1-0 Global Work Capurso. Arrieta. Dentro da Canal, palo, ancora il secondo di giornata per il Cosenza, Adornato. In avanti per Tony Dandel, limite dell'era, Tony Dandel, ancora un grandissimo intervento di Micoli. Prova a saltare Grandinetti, linea di fondo quasi, poi deviazione di Pires, Micoli, ancora una volta vuole partire, finisce per terra, non c'è fa i suoi danni, rimane lontanissimo dalla porta, Arrieta, cerca di calciare, Perri si sostituisce a Micoli, allontana. Arrieta sposta la palla, calcia col sinistro, Micoli dà uno schiaffo verso l'alto e la manda in calcio d'angolo. Andare da Arrieta, palla sulla corsa di Tony Dandel, ancora Micoli, poi Pires, ancora Pires, si accentra, entra nella metà campo offensiva, la gira per Pedrinho, Pedrinho, tunnel, Pedrinho, Parisi respinge e poi la palla torna tra le sue mani. Suolata per ancora Perri che dalla distanza nel primo minuto della ripresa con la specialità della casa fa 2-0 Capurso. C'è spazio anche per calciare, infatti ci pensa, Perri recupera il pallone, poi prende anche la mira, calcia in porta e sfiora il tris. La scivolata Grandinetti, Fantesele verso Arrieta che carica il mancino, la palla passa sotto le gambe di Micoli, il Cosenza si riporta sotto 2-1 dalla distanza, il timbro di Kevin Arrieta. Fantesele verso Canal, palla che sfila, Arrieta ci riprova, Micoli si distende bene stavolta, probabilmente per evitare di concedere un tiro come quello che ha portato al gol di Arrieta. Marcelino, Arrieta, Marcelino la gira verso la porta, il pallone passa, arriva il pari del Cosenza, Marcelino per il 2-2. Pedrinho, Grandinetti ancora da destra, botta fortissima, pizzico alta, Arrieta rischia di perdere la palla, Pedrinho calcia dalla distanza, fuori di un soffio. Fantesele cerca la porta, Micoli, un'altra grande parata la sua. Canal, Cosenza vuole fare in fretta adesso, Arrieta ripensa al tiro, lo finta, la sposta per Fantesele, calcio in diagonale, Micoli la toglie dai piedi di Marcelino. Canal per Arrieta, forse l'ultimo pallone della partita. Canal allarga per Arrieta, sinistro in diagonale, respinge Pires, ancora Canal in porta con la testa, Perri la alza, Marcelino la calcerà forte verso l'area di rigore, infatti è così, Pires che tocca, Canal calcia, arriva il suono della sirena, finisce 2-2 tra Capurso e Cosenza.